ad intercessione di San Michele e del celeste coro dei serafini, ci rende il Signore degni della fiamma di perfetta carità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ad intercessione di San Michele Arcangelo e del coro celeste dei cherubini, voglia il Signore darci grazia di abbandonare la vita del peccato e correre in quella della cristiana perfezione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ad intercessione di San Michele Arcangelo e del Sacro Coro dei Troni, infonde il Signore nei nostri cuori lo spirito di vera e sincera umiltà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ad intercessione di San Michele e del coro celeste delle dominazioni,
Ci dia grazia il Signore di dominare i nostri sensi e correggere le corrotte passioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ad intercessione di San Michele e del celeste coro delle potestà, il Signore si degni di proteggere le anime nostre dalle insidie e tentazioni del demonio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ad intercessione di San Michele e del coro dell'ammirabile virtù celeste, non permette il Signore che cadiamo nelle tentazioni, ma ci liberi dal male. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ad intercessione di San Michele e del coro celeste dei principati, riempa Dio le anime nostre dello spirito di vera e sincera obbedienza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ad intercessione di San Michele e del coro celesti degli arcangeli, ci concede il Signore il dono della perseveranza nella fede e nelle opere buone. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ad intercessione di San Michele e del coro celeste di tutti gli angeli, si degni il Signore concederci di essere da essi custoditi nella vita presente e poi introdotti nella gloria dei cieli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Un Padre nostro a San Michele. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
una a San Gabriele. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Una a San Raffaele. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. E una al nostro angelo custode. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsu dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del ventre tuo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre celeste che sei Dio, Figlio redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, San Michele Arcangelo, San Michele Principe dei Serafini, San Michele Ambasciatore del Signore Dio di Israele, San Michele Assessore della Santissima Trinità, San Michele Preposito del Paradiso, San Michele Chiarissima Stella dell'Ordine Angelico, San Michele Mediatore delle Divine Grazie, San Michele Sole Splendidissimo di Carità, San Michele Primo Modello di Umiltà, San Michele Esempio di Mansuetudine, San Michele Prima Fiamma di Ardentissimo Zelo, San Michele degno di ammirazione, San Michele degno di venerazione, San Michele degno di lode, San Michele ministro della divina clemenza, San Michele duce fortissimo, San Michele consolatore degli sfiduciati, San Michele angelo di pace, San Michele consolatore dei malati, San Michele guida degli erranti, San Michele sostegno di coloro che sperano, San Michele custode di chi ha fede, San Michele protettore della Chiesa, San Michele dispensatore generoso, San Michele rifugio dei poveri, San Michele sollievo degli oppressi, San Michele vincitore dei demoni, San Michele nostra fortezza, San Michele nostro rifugio, San Michele nostro difensore, San Michele duce degli angeli, San Michele conforto dei patriarchi, San Michele guida dei profeti, San Michele guida degli apostoli, San Michele sollievo dei martiri,
San Michele Letizia dei Confessori, San Michele Custode delle Vergini, San Michele Onore di tutti i santi, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, prega per noi, Arcangelo San Michele. Preghiamo. O Signore, la potente intercessione del tuo Arcangelo Michele ci protegga sempre in ogni luogo, ci liberi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Allora, novena in onore di San Michele. Glorioso Arcangelo Michele, principe delle milizie celesti, difendici contro tutti i nostri nemici, visibili e invisibili, e non permettere mai che cadiamo sotto la loro crudele tirannia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel principio ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloriosissimi principe delle celeste milizie, Arcangelo San Michele, difendici nella battaglia contro le potenze delle tenebre e la loro spirituale malizia. Vieni in aiuto di noi che fummo creati da Dio e riscattati con il sangue di Cristo Gesù suo Figlio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Yes.
glorioso Arcangelo San Michele, protettore della Chiesa universale e patrono nostro singolarissimo, noi umilmente imploriamo il tuo potente patrocinio. Concedi salute agli infermi, fecondità al nostro lavoro, pace fra le nazioni, unità alla Chiesa. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Prega per noi, Beatissimo Michele, Principe di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Onnipotente ed eterno Dio, che assegnasti in modo mirabile l'Arcangelo Michele come gloriosissimo Principe della Chiesa per la salvezza degli uomini, concedi che con il suo salvifico aiuto meritiamo di essere efficacemente difesi di fronte a tutti i nemici, in modo che al momento della nostra morte possiamo essere liberati dal peccato e presentarci alla tua eccelsa Beatissima Maestà. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Arcangelo, Spirito immortale,
Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Iniziamo stasera la novena in onore del nostro protettore San Michele Arcangelo. È lui il nostro principale intercessore presso Dio, proprio per il compito che ha di essere nostro patrono. E a lui ci rivolgiamo tenendo conto della situazione che stiamo vivendo, chiedendo che il Signore rafforzi la nostra fede. Nella situazione che stiamo vivendo è possibile che la nostra fede si rafforzi o è possibile che la nostra fede vacilli, ma più forte è la nostra fede, più forte è la speranza, e noi abbiamo bisogno soprattutto in questo momento di avere una speranza forte per poter guardare col futuro con fiducia. Preghiamo quindi innanzitutto perché possa essere rafforzata la nostra fede, preghiamo per le nostre famiglie. Ogni famiglia delle nostre ha sicuramente dei problemi particolari. Ci sono gli ammalati, ci sono i bambini, ci sono altre situazioni particolari. Noi chiediamo innanzitutto che il Signore ci preservi per intercessione di San Michele dal contagio, ma preghiamo anche per tutte le altre necessità, perché al contagio si sta accompagnando una situazione di grave difficoltà economica per tante nostre famiglie. Ci sono persone che da 2 mesi, 3 mesi che non lavorano, non è che hanno un deposito da dove attingere, quindi è una situazione particolare. Anche per queste persone preghiamo perché non perdano la speranza e preghiamo per i nostri governanti, perché vedete, quelli che debbono prendere le decisioni hanno un compito difficile. Mettiamoci noi al loro posto. Noi siamo bravi ognuno ad avanzare con le nostre proposte, le nostre critiche, però debbono salvaguardare 2 cose: la nostra salute, quindi che il contagio non si diffonda, e debbono salvaguardare quello che è necessario per ogni persona e per ogni famiglia per poter vivere dignitosamente. Il mezzo per poter vivere onestamente è il lavoro. Quindi se il lavoro viene meno questa possibilità di vivere onestamente. Però sono delle scelte che sono particolari, difficili, quindi preghiamo il Signore per i nostri governanti perché li illumini a fare le scelte migliori, a fare le scelte migliori per tutti quanti, senza guardare interessi particolari, e se a qualcuno bisogna fare attenzione a quelli che sono più fragili, che sono in maggiore difficoltà, di modo che tutti possiamo andare avanti insieme e nessuno rimanga indietro. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato, in pensieri, parole, opere, omissioni, colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che
togli i peccati del mondo, pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che in Santa Caterina da Siena, ardente del tuo spirito di amore, hai unito la contemplazione di Cristo crocifisso e il servizio della Chiesa, per sua intercessione conceda a noi fedeli, partecipi del mistero di Cristo, di esultare nella rivelazione della sua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figliuoli miei, questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che noi vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto, tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, facciamo di Lui un bugiardo e la Sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. È Lui la vittima di espiazione per i nostri peccati. Non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Benedice il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia. Benedice il Signore, anima mia. Quanto in me benedica il suo santo nome. Benedice il Signore, anima mia. Non dimenticare tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Benedici il Signore, anima mia. Misericordioso e pietoso il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non è lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Benedici il Signore, anima mia. come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché Egli sa bene di chi siamo plasmati e ricorda che noi siamo polvere. Benedici il Signore, anima mia. ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza. Benedici il Signore, anima mia.
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Gloria a te. Sia lodato Gesù Cristo. Iniziamo oggi questa novena in onore di San Michele e iniziamo in questo giorno particolare dedicato a Santa Caterina da Siena, che insieme a San Francesco d'Assisi è patrona d'Italia. Caterina, che era una donna semplice, analfabeta, ma istruita da Dio. Ecco che Dio in Caterina ci fa vedere innanzitutto chi sono gli angeli, gli messaggeri, i mandati da Dio. E Caterina diventa nella sua vita anch'essa quasi come un angelo, che annuncia la pace, che annuncia il Vangelo del Signore. E vorrei soffermarmi su quello che dice la prima lettera di San Giovanni Apostolo, che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Se diciamo di essere di essere senza peccato, inganniamo noi stessi. E la verità, figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre. Ecco che, contemplando la statua di San Michele, noi notiamo subito questo scontro tra il bene e il male, uno scontro che ognuno di noi vive nella propria vita. Ma San Michele regge in mano una bilancia. Quella bilancia è quella del nostro peso. Su questa bilancia noi depositiamo tutta la nostra umanità e spesso la nostra umanità, che è peccatrice, ci fa sentire che il lato della nostra bilancia sprofonda nel peccato, sprofonda nel buio. Eppure sull'altro piatto della bilancia c'è un altro peso, un peso molto più grande, un peso che Gesù però definisce leggero. È il peso della croce, il peso dell'amore di Dio, di quel paraclito che ci dice San Giovanni, che cancella ogni nostra colpa, che cancella ogni nostro peccato e ci innalza la nostra umanità verso Dio. Questo era quello che Santa Caterina aveva compreso di Dio, questo Dio di un amore smisurato, di un amore sovrabbondante, di un amore veramente pesante, quel Dio che veramente è ciò che dà peso alle nostre vite, ciò che dà importanza alle nostre vite, quel Dio che lei definiva pazzo per le sue creature. Sia lodato Gesù Cristo.
Fratelli direttissimi, per l'intercessione della Santa Vergine Caterina, patrona d'Italia, presentiamo la comune preghiera a Dio Padre per il nostro Paese e per il mondo intero. Preghiamo insieme dicendo: benedici i tuoi figli, Signore. Benedici i tuoi figli, Signore. Per l'amore che Santa Caterina, tua serva fedele, ebbe verso la Chiesa e verso il Papa, proteggi il Santo Padre Francesco e tutto il popolo cristiano e confermaci nella fede e nella carità. Preghiamo. Benedici i tuoi figli, Signore. Per lo zelo che Santa Caterina ebbe per la ricomposizione della concordia tra le città italiane, guarda, Signore, il nostro Paese e dogli prosperità e pace. Preghiamo. Benedici i tuoi figli, Signore. Per l'instancabile sollecitudine che Santa Caterina ebbe verso i poveri, i malati, i carcerati, fa che la speranza della donna nei problemi vitali del nostro tempo edifichi una società più ospitale e fraterna. Preghiamo. Benedici i tuoi figli, Signore. Per la sapienza di cui è colmato Santa Caterina nelle pene ed eterne, concedi anche a noi di essere tuoi fedeli discepoli alla scuola del Vangelo. Preghiamo. Benedici i tuoi figli, Signore. Per la fede ardente che Santa Caterina ebbe per l'Eucarestia, concedi anche a noi di attingere a questa divina fonte, luce e forza per il nostro cammino. Preghiamo. Benedici i tuoi figli, Signore. O Dio, che in Santa Caterina da Siena hai conciliato mirabilmente la preghiera continua e il servizio ai fratelli, fa che non manchi nel nostro tempo questa duplice sorgente della tua benedizione per l'edificazione della Chiesa e per il sereno progresso della nostra patria. Per Cristo nostro Signore. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Dio, questo sacrificio di salvezza che ti offriamo nella festa di Santa Caterina e fa che l'insegnamento della sua vita ci renda sempre più ferventi nel rendere grazie a te, fonte di ogni bene. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In atto i nostri cuori Sono rivolti al Signore. rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre a ogni luogo a te, Signore, Padre Santo,
Dio onnipotente ed eterno per Cristo nostro Signore. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria, e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di Santa Caterina di Siena ti offri un esempio, nell'intercessione un aiuto, nella comunione di grazia un vincolo di amore fraterno. Confortati dalla tua testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria. Per questo, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo ed il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione.
e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, Santa Caterina e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato
Preghiamo. Signore, questo cibo spirituale che fu nutrimento e sostegno di Santa Caterina, la vita terrena, comunichi in noi la tua vita immortale, per Cristo nostro Signore. Amen. Oggi celebriamo, come avete sentito, la festa di Santa Caterina da Siena, patrona d'Italia e d'Europa. Quindi un augurio innanzitutto a tutti coloro che portano questo nome di Caterina, perché possano essere, come questa santa, portatrici di pace in tutti gli ambienti nei quali vivono, nella famiglia e nella società. E poi preghiamo Santa Caterina, che è stata una donna di pace, perché nella nostra Italia e nell'Europa possano essere superate le divergenze, le discordie che tante volte sorgono e si possa andare avanti, come diceva il Papa stamattina alla Messa a Santa Marta, avanti insieme come fratelli, tenendo conto che il destino dell'umanità e il destino quindi anche dell'Europa è un destino che riguarda tutti quanti. Come diceva il Papa l'altra volta, siamo tutti nella stessa barca, quindi dobbiamo ognuno cercare di superare le divergenze per camminare qui insieme verso il futuro. E Santa Caterina è una santa che si è adoperato molto per vincere quelle che erano le divisioni al suo tempo, sia all'interno della Chiesa che nella società civile. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di Santa Caterina da Siena, patrona della nostra comunità nazionale, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in Santa Caterina da Siena la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in Santa Caterina da Siena ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. San Michele